Bentornati a Radar. I giovani sardi under 30, i cosiddetti NEET, dall'inglese non occupati e né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, sono poco più di un quarto della popolazione coetanea, il 26%. È una brutta percentuale perché in Italia ci fermiamo al 19, in Europa al 12, si punta al 9-10 entro il 2030 e tutto questo appunto tra i giovani, tra i 15 e i 29 anni. Ecco, è ovviamente un tema in primissimo piano per la politica ed è un tema che preoccupa anche il mondo dell'impresa. Perché? Perché noi siamo una regione anziana, siamo anche una regione spopolata e quindi chi opera in Sardegna incontra in qualche misura anche questa difficoltà. Ne parliamo stasera con Francesco Porcu, grazie per essere con noi, il segretario regionale della CNA, la Confederazione dell'Artigianato. Ed ecco i numeri ai quali facevamo riferimento. Porcu, c'è una questione di formazione, è un problema di salari bassi, siamo indietro quindi con la creazione di nuove competenze, delle quali peraltro c'è molto bisogno. Lei nel mondo dell'impresa queste cose le percepisce ogni giorno. Sì, ovviamente è un problema molto complesso, ci sono tutti questi elementi. E quindi la struttura del mercato del lavoro, per la verità non solo isolano, e gli elementi di criticità che questo propone. Una riflessione andrebbe fatta anche per quanto riguarda la composizione del tessuto produttivo, il capitale umano, le situazioni di contesto generale che poi intersecano e afferiscono con relazioni molto importanti a quelle del mondo del lavoro e incidono ovviamente anche sulle percentuali di cui lei ha parlato, quindi contesto generale socio-economico che non aiuta, con le criticità che sono datate e di lungo periodo. Un'analisi che ovviamente bisognerebbe fare su questi vari ambiti, occorrerebbe davvero, si potrebbero riempire dei libri. Però ecco, se posso elencare tre elementi di criticità, 3-4 elementi di criticità sono quelli che noi viviamo da tempo e sui quali facciamo fatica a introdurre elementi di innovazione. Abbiamo una percentuale davvero molto bassa del tasso di occupazione, livelli di capitale umano molto basso, siamo agli ultimi posti in Europa, il 18% dei laureati sulla popolazione, appena il 22% sugli occupati, una composizione della struttura produttiva dove il settore manifatturiero in Sardegna pesa molto poco, all'incirca la metà di quanto pesi per esempio nelle sole altre regioni meridionali, e sappiamo bene che la manifattura è un comparto che propone e diffonde innovazione. È la forza del paese alla fine. E soprattutto nella composizione del nostro mercato del lavoro c'è una parte molto elevata, ancora più elevata di quanto non appaia nelle altre regioni meridionali, di attività che sono a basso contenuto di innovazione e di valore aggiunto. Ecco, tutto questo produce poi una caduta e un livello, diciamo, di produttività del lavoro molto bassa, a cui ovviamente si aggiungono le considerazioni che lei faceva, un problema che riguarda i salari, che nel corso degli ultimi 30 anni hanno perso potere d'acquisto, una dimensione occasionale del lavoro molto spinta, che noi in questi anni abbiamo dipinto usando questo slogan della flessibilità, ma che poi i giovani vivono come una condizione ovviamente di insicurezza. Il governatore ieri nelle sue considerazioni finali ci ha detto che un 20% di giovani dopo 5 anni vive ancora questa condizione di precarietà. L'insieme di queste questioni poi producono anche gli effetti di cui lei parlava. L'altro dato significativo è che in Sardegna circa 270.000 persone in età lavorativa, e quindi quasi il 27%, si dichiarano non avere interesse per le questioni occupazionali. Quindi questo è il quadro generale. Senta, giusto per tornare su una questione della quale molto si è detto negli ultimi anni, c'è un trascinamento negativo in questo atteggiamento, diciamo, dovuto al reddito di cittadinanza? Ma anche qui, per esempio, occorrerebbe anche qui inquadrare la questione in termini un po' più ampi. Evidentemente c'è una parte anche
di questa questione che alcuni sollevano, ma ovviamente io penso che non sia decisiva. Noi viviamo peraltro dentro una narrazione che allontana e per certi versi mette in ombra anche gli elementi che invece dovrebbero entrare nella riflessione, nel risalto delle forze politiche, anche di quelle datoriali. Ma è possibile che un paese come il nostro, ovviamente tra i più avanzati, abbia un tasso di occupazione, il 60%, che è 10 punti meno per esempio dei paesi dell'est europeo che rispetto a noi sono dei paesi sottosviluppati? È possibile avere un livello di evasione fiscale così alta come continuiamo ad avere noi, siamo un unicum in Europa? E da un punto di vista occupazionale scontiamo rispetto ai paesi del centro-nord, ma la media europea 10 punti percentuali. Cioè, se noi incrementassimo di 5 punti e arrivassimo al 65%, staremmo in coda alle classifiche europee, ma in ogni caso avremo un numero di occupati di 2 milioni in più. In Italia il 39% della popolazione lavora, il dato medio è oltre quasi il 50%, le regioni, le nazioni più evolute, i nostri competitor, sono al 60%. Quindi questi sono gli elementi di riflessione che stridono anche con la narrazione che nelle scorse settimane abbiamo sentito evocare questa straordinaria performance che l'Italia avrebbe compiuto toccando il punto più alto di occupazione, 23 milioni e rotti, e con la Francia che ha una demografia che è quasi comparabile, ma ha 6 milioni e mezzo di occupati in più. Ecco, da questo punto di vista l'insieme di queste questioni non tengono poi conto di quella parte di lavoro nero e di lavoro grigio che è uno degli elementi che noi non riusciamo a scalfire. Ecco, grande problema. Abbiamo visto poco fa, possiamo tornare alla grafica precedente, lo chiedo a Beppe Passavanti, il nostro regista. Ecco, proprio oggi, 1° giugno, scatta il provvedimento del governo che propone un incentivo del 60% sulla retribuzione mensile lorda. Questo provvedimento vale da oggi 1° giugno, vale per un anno e ovviamente per le assunzioni a tempo indeterminato per le ragioni che richiamavamo prima. Ecco, ma è solo una questione di incentivi? No, io credo che questi provvedimenti sortiscono degli effetti che poi cessano immediatamente quando vengono a mancare gli incentivi. Purtroppo siamo un paese che negli anni ricorre in maniera massiccia ai bonus, a queste forme, e invece non mette in campo politiche di medio e lungo periodo, quindi che aggrediscono i problemi, lo facciano con la continuità e la coerenza che è necessaria e poi ovviamente ci ritroviamo a commentare questi dati. E quindi servirebbe il dato di fondo su cui bisognerebbe riflettere, ma questo riguarda tutte le politiche di sviluppo, è che quei provvedimenti di medio-lungo termine che andrebbero adottati con coerenza e determinazione da un punto di vista del consenso elettorale rendono poco e questa è la questione di fondo. È la questione di fondo, certo. Torniamo un attimo all'istruzione, poi ci avviamo rapidamente a concludere questa nostra intervista, siamo anche un po' in ritardo con i nostri tempi. Ecco, gli ITS, degli ITS si parla molto, sono gli istituti tecnici superiori. Nella penisola funzionano molto bene, ottengono grandi risultati, cioè i ragazzi che escono dagli ITS praticamente trovano tutti lavoro e qualcuno addirittura prenotato dagli insegnanti che fanno lezione negli ITS provengono dalle imprese. Ecco, su questo canale non si è fatto granché in Sardegna. Si è fatto poco, ma il tema dell'istruzione delle competenze è un tema ovviamente che va affrontato, che è dirimente se vogliamo poi poter gestire con un qualche successo questa fase di straordinaria trasformazione che l'economia digitale, la rivoluzione anche ecologica e climatica proporrà. Quindi competenza e istruzione, riordinando tutta la filiera della conoscenza e ovviamente sono molto importanti gli istituti tecnici e anche quelli professionali, ma occorre anche ragionare da un punto di vista dell'istruzione di base che purtroppo la scuola pubblica non è più in grado di assicurare con gli standard che sono necessari. E quindi l'istruzione pubblica deve, prima che ancora fornire
come dire, le mansioni e quei profili professionali che servono al mondo produttivo, dovrebbe formare le coscienze dei cittadini, dovrebbe, come dire, dare uno standard di conoscenza che è tale, su cui ovviamente poi possiamo noi innestare gli elementi di specializzazione, che è tecnica, umanistico o quant'altro, ma da un punto di vista dell'istruzione c'è una forte regressione se noi andiamo a comparare la Sardegna, l'Italia con quanto avviene nel resto del mondo, ed è una delle cose su cui noi dovremmo investire. Perché le politiche di sviluppo è difficile avere delle certezze, l'unica cosa che sappiamo inequivocabile è che investendo sulla formazione, sull'istruzione, sulle competenze mettiamo ovviamente il paese o la regione nelle condizioni di poter competere, sempre che poi assicuriamo a questo capitale formato anche le condizioni di potersi allocare in loco, e questo è un altro problema. È molto importante. E poi si dà più sostanza alla nuova denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Allora formami per bene e poi il merito lo metto in campo al momento giusto, assolutamente sì, con l'attenzione del mondo delle imprese. Bene, molte grazie Francesco Porco, segretario regionale della CNA. Speriamo che questi numeri che ancora vediamo possano cambiare in tempi ragionevolmente brevi. Speriamo tutti. Assolutamente. Bene, con questo chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Radar. Grazie per averci seguito. Naturalmente ritorniamo giovedì prossimo alle 21, mentre domani, venerdì alle 18:30, saremo in versione radiofonica alle 18:30 su Radio Lina. Grazie ancora e buona serata.